Allora, queste amministrative ci sono, ci sarò, ho fatto 5 anni in opposizione, non mi sono perso d'animo, ho fatto quello che dovevo, non ho perso un consiglio comunale e quindi sono pronto per aiutare e farmi aiutare eventualmente. Non si sbottona da re su una sua possibile candidatura a sindaco alle amministrative di primavera a Vittorio Veneto. Aspettiamo di fare il punto all'interno della Lega Vittoriese, spiega, e tra 15 giorni scioglieremo ogni riserva. Lui però ci sarà e non nega che potrebbe avere un ruolo di primo piano, magari proprio come candidato per la poltrona di primo cittadino. Io sono anche disponibile ma anche non disponibile, siccome ho questo impegno di segretario nazionale e questo mi impegna molto, quindi impegnarsi sulla città di Vittorio Veneto, dove io ho già fatto il sindaco, quindi so esattamente cosa comporta, sarebbe un lavoro estremamente difficoltoso e gravoso, però diciamo abbiamo dei buoni sostituti, abbiamo delle belle persone che hanno esperienza amministrativa, quindi potrebbe essere anche un non da re. E nel caso non sia il suo nome quello scelto, Darè si dice comunque pronto a mettersi a servizio della città che ha già governato dal 2009 al 2014. Io posso essere semplicemente un consigliere comunale, d'altra parte sono nel consiglio comunale da 15 anni, da sindaco, da capogruppo, da opposizione, quindi ho fatto tutto l'arco possibile e immaginabile, quindi però sono a disposizione della città per dare una mano all'eventuale sindaco. Oltre a Vittorio Veneto ci sono altri 53 comuni che andranno al voto e se a Ponzano il Carroccio ha già annunciato di non voler appoggiare Granello, candidato con Forza Italia, Non si schierano con Granello perché i trascorsi di Granello sono stati all'interno del nostro movimento e quindi è stato anche segretario provinciale, quindi è chiaro che ci sia una contrapposizione da parte della Lega di Ponzano. negli altri comuni non è esclusa una coalizione targata Lega Forza Italia. Dove c'è la possibilità di correre assieme si corre assieme, dove non c'è la possibilità assolutamente ognuno per sé e Dio per tutti. Ma prima di maggio il Carroccio è atteso ad un altro appuntamento, quello con il rinnovo delle segreterie. Si partirà con dei commissariamenti nazionali, quindi provinciali e a seguire nelle sezioni. E poi ci sarà il congresso per eleggere i nuovi segretari? Sì, ci sarà un congresso per eleggere il segretario federale, per eleggere i segretari nazionali e così via. E se poi gli si chiede se anche in questa partita lui ci sarà, Una cosa alla volta.